Resterà ancora una settimana in zona bianca il Friuli Venezia Giulia, che però proprio oggi ha sforato tutte le soglie della zona gialla. Restrizioni a partire dal 29 novembre, in studio dal governo un nuovo Green Pass. Il presidente Fedriga incontrerà il governo a inizio settimana prossima. Chiederemo i controlli alle frontiere, restrizioni per i non vaccinati, dice, e racconta di ricevere minacce ogni giorno. Finisce il mandato di Anna Mareschi Danieli a capo di Confindustria Udine, in corso la votazione per il nuovo presidente Gianpietro Benedetti. È sufficiente la maggioranza semplice, poi il voto sulla squadra. Inaugurato oggi il nuovo maxi posteggio del comune di Udine all'ex frigo di via Sabadini. Nascono 106 posti auto, cantiere da 500.000 euro tra amianto e cisterne interrate che hanno fatto crescere tempi e costi. Sono 6 casi di positività al Covid nell'Apu e l'azienda sanitaria decide per l'isolamento di tutto il gruppo squadra. Saltano le sfide con Torino e Cantù, un caso di positività anche al Pordenone Calcio alla vigilia della gara con l'Ascoli. Buonasera, ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Il Friuli Venezia Giulia resterà in zona bianca, anche se solo per un'altra settimana. Lo sforamento della soglia di ospedalizzazioni raggiunto oggi fa sì che la nostra regione diventi gialla a partire dal 29 novembre. Da quel momento mascherine obbligatorie anche all'aperto e un massimo di 4 persone per tavolo al ristorante. Niente zona gialla o quasi. Il Friuli Venezia Giulia si è guadagnato un'altra settimana di assenza di restrizioni, ma dal 29 novembre arriverà la prima fascia di limitazioni. È questo quanto trapelato dalle sedi istituzionali, regionali e nazionali, visti i dati di ieri e di oggi. Al giovedì, infatti, i 3 posti letto mancanti hanno spostato in là di una settimana il confine della zona gialla, che però con oggi è certo. Sia incidenza che posti letto in terapia intensiva e nere mediche sono sopra la soglia di allerta e quindi a partire dall'ultima settimana di novembre la nostra regione entrerà in zona gialla. A questo punto speriamo in una stabilizzazione della curva, ha commentato il presidente della regione Massimiliano Fedriga, la cui grande paura, l'ha sempre confermato, è la zona arancione, che porterebbe al coprifuoco e a importanti chiusure. Anche la zona gialla ha delle conseguenze, in particolare per il mondo della cultura e della ristorazione, oltre che l'obbligatorietà delle mascherine all'aperto, ma l'ulteriore passaggio di zona sarebbe una debacle. La speranza della giunta regionale è che arrivi una stretta sicuramente sui confini e magari sui Novax, in modo che le limitazioni siano ristrette a chi il vaccino non l'ha fatto e magari una riduzione della durata del Green Pass per spingere chiunque a prenotare la dose booster, dato che il Friuli Venezia Giulia presenta uno dei dati più bassi a livello nazionale tra gli aventi diritto alla terza dose. Si terrà inizio della prossima settimana l'incontro richiesto dal presidente della conferenza delle regioni del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, con il governo per studiare le strategie di Roma sulla lotta alla quarta ondata pandemica. Un incontro che servirà a chiedere controlli ai confini e il presidente oggi a Radio 1 ha anche raccontato delle quotidiane minacce di morte che riceve dai Novax. Controlli rafforzati ai confini con Austria e Slovenia, campagna vaccinale, ospedalizzazioni e chiusure. Sono questi alcuni dei temi che il governo affronterà inizio settimana prossima con il presidente della conferenza delle regioni e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Con il governo ci incontreremo lunedì o al massimo martedì, ha detto Fedriga a Radio 1, dicendosi preoccupato del tasso di ospedalizzazione. Il Friuli Venezia Giulia è infatti la prima regione d'Italia a superare contemporaneamente la prima soglia di rischio in aree mediche e terapie intensive. Le nostre proposte sono di tutelare salute ed economia, prosegue Fedriga, e siamo aperti a discutere le soluzioni migliori. Già solo l'ipotesi delle chiusure sta mettendo in difficoltà delle aree turistiche, con la gente che annulla le prenotazioni. Il governo è disponibile ad incontrarci, l'arma del vaccino ci sta proteggendo dalle ospedalizzazioni e l'idea è che chi è vaccinato ha già avuto la malattia non subisca gli effetti delle misure di restrizione. Abbiamo il 15% delle persone non vaccinate, ma queste da sole comportano il 70% delle ospedalizzazioni. Il presidente regionale chiude poi sulla questione confine, che molto ha penalizzato Friuli Venezia Giulia e Alto Adige. È un'opera di tutela senza volerci chiudere, ma per proteggere i nostri cittadini. La zona arancione sarebbe drammatica per l'economia. Abbiamo chiesto di fare il controllo dei Green Pass ai confini. La Slovenia ha pochissimi vaccinati e l'Austria è una delle zone d'Europa dove il contagio sta maggiormente dilagando.
Il presidente della regione ha poi aggiunto: ricevo quotidianamente minacce da parte dell'estremismo antiscientifico Novax. Vorrei dire a queste persone che non mi diverto a parlare di restrizioni, mi additano come se io fossi il nemico, minacciando di ammazzarmi. Non mi improvviso virologo, la competenza degli organi scientifici internazionali, conclude il presidente, dice che l'unica vera soluzione è il vaccino. Ed ora andiamo a vedere i dati della pandemia, dove si registrano 5 decessi con Covid in Friuli Venezia Giulia, un 87enne, un 64enne, un 80enne, tutti di Trieste, una 94enne di Udine e una 91enne di Gorizia. Aumentano le persone in terapia intensive che salgono a 25 e quelle in altri reparti, 194 in tutto. 533 i nuovi contagi, da oltre 8.300 tamponi molecolari, il 5,94%, e da quasi 15.000 test rapidi, 0,26%. 10 i contagi tra i dipendenti delle aziende sanitarie, 6 tra gli operatori di case di riposo e 5 tra gli ospiti, oltre 5.300 le persone in isolamento. E in Austria da lunedì scatta il lockdown generale, durerà 20 giorni e poi proseguirà per i non vaccinati. Ad annunciarlo il governo austriaco abbiamo sentito Alexander Andreoni, osservatore internazionale che vive a Vienna. Qual è la situazione in Austria in questo momento sul fronte Covid? Allora in Austria abbiamo per il momento 14.917 persone, casi di Covid. Lunedì in poi avremo per tutti un lockdown grande, cioè i negozi e tutto la gastronomia, alberghi e tutto il resto sarà di nuovo rinchiuso per il pubblico, tranne i negozi, supermercati, farmacie e banche. Noi abbiamo il dovere di rimanere in casa, solamente c'è un'eccezione per andare al lavoro, per fare la spesa, per fare una passeggiata, possono andare a lavorare. Solamente per quelli che hanno il vaccino o per quelli che hanno fatto il tampone. Il lockdown rimane per 20 giorni, cioè fino al 13 di dicembre. Domani alle ore 13 ci saranno delle manifestazioni, delle proteste contro il lockdown a Vienna dell'organizzazione Il Partito Liberale che fa questa iniziativa. Per arginare la quarta ondata del Covid, le prenotazioni per la terza dose per i quarantenni in Friuli Venezia Giulia partiranno lunedì e questa la decisione del governo e della regione che apriranno le agende con una settimana di anticipo. Il lunedì successivo, il 29 appunto, dovrebbe scattare la zona gialla, anche se, ha detto il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, con i dati di oggi lo saremo già. Fatto la zona gialla con i numeri di ieri e vedrete con i numeri di oggi c'è già, quindi solo che probabilmente scatterà la prossima settimana. Ormai cioè, il calcolo viene fatto sui dati di ieri siamo sotto di 3. I numeri condannano sempre più il Friuli Venezia Giulia, dove i contagi ormai hanno superato le soglie di guardia. Il nodo resta quello dei confini con Slovenia e Austria, dove la situazione pandemica è drammatica. Mi fa particolarmente spiacere che qualcuno che ci ha accusato di voler chiudere i confini oggi ci dica che questo è un problema. Noi lo diciamo da gennaio dello scorso anno. Purtroppo qui è mancata, secondo me, una solidarietà europea nel governo di questo sistema, cioè i meccanismi di sicurezza e di sorveglianza sanitaria sono stati molto diversi. Con lo stop ad oltre 500 operatori sanitari tra non vaccinati e malattia, la regione potrà contare sul supporto dell'esercito e se in Italia la campagna vaccinale sta andando bene, meno bene in regione dove si stanno aprendo le terze dosi per gli over 40. Da lunedì 22 sarà possibile prenotarsi nella fascia over 40 come è stato stabilito dalla gestione commissariale e tutti quanti insieme dobbiamo far comprendere quanto la somministrazione della terza dose sia un aspetto molto importante. Siamo alla cronaca. Un uomo di 62 anni di Budoia e un uomo di 83 anni di Gorizia sono morti oggi a seguito di 2 distinti incidenti stradali accaduti a Palmanova e a Savogna di Sonzo.
Giornata tragica in Friuli Venezia Giulia con 2 persone morte a seguito di incidenti stradali. A perdere la vita un uomo di 62 anni di Budoia che intorno alle 16, mentre viaggiava in sella alla sua moto in Borgo Aquileia Palmanova, è entrato in collisione con una vettura. Finito sull'asfalto, è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri della stazione di Villa Vicentina e i vigili del fuoco di Cervignano, insieme al personale medico. Coinvolta una vettura condotta da una cittadina ucraina rimasta illesa. Intorno alle 3 della scorsa notte, poi lungo la statale 55 a Savagnari Zonzo, lungo il tratto rettilineo del vallone, un uomo di 83 anni di Gorizia, Bruno Pontoni, ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato a bordo strada. Inutili soccorsi prestati dall'equipaggio dell'elisoccorso, rilievi della radiomobile della compagnia dei carabinieri di Gorizia e sul posto anche i pompieri del capoluogo esontino per la messa in sicurezza del luogo dello schianto. Ancora rintracci di migranti sulla rotta balcanica. Ieri sera ad Aquilini, a pochi chilometri da Muggia, sono stati trovati 102 immigrati che camminavano a piccoli gruppi nella campagna. Sono stati portati a Fernetti per l'identificazione. Rintracci anche a Udine, dove sono stati trovati e bloccati 3 immigrati minorenni. Sono stati accompagnati in strutture di accoglienza per under 18, avviate a triage e posti in quarantena fiduciaria. Salvata la vita ieri sera a un giovane pronto a compiere un gesto estremo a Pordenone. La NUE 212 è giunta la segnalazione di un uomo pronto a togliersi la vita gettandosi dal sovrappasso pedonale di Via della Ferriera. Sul posto si sono immediatamente recati i vigili del fuoco. In 2 si sono alternati per circa un'ora e mezza a cercare di instaurare un rapporto empatico con il ragazzo, raccontando esperienze di vita personali e spronandolo ad immaginare un futuro migliore fino a persuaderlo. È in corso in questo momento il voto per decidere il futuro di Confindustria Udine dopo la fine del mandato della presidente uscente Anna Mareschi Danieli. L'unica candidatura è stata quella del numero 1 del gruppo Danieli, Gianpietro Benedetti, a cui basta il 50% più 1 dei voti. Allora ci colleghiamo in diretta con Davide Vicedomini da Palazzo Toriani. Buonasera a tutti i telespettatori, ci troviamo di fronte a Palazzo Toriani, sede di Confindustria Udine, dove sono riuniti a partire dalle 18 di questa sera il conclave, lo potremmo chiamare, dei 37 saggi degli industriali che dovranno eleggere il presidente designato per i prossimi 4 anni alla guida dell'associazione. Nome forte. Unico candidato in questo momento è quello di Gianpietro Benedetti, che ha presentato il proprio programma agli industriali a partire dalle ore 18, nome forte appunto perché anche alla guida del colosso della siderurgia mondiale, ovvero la Danieli, e avrà anche il compito di rinsaldare le fila, quella degli industriali, dopo che c'è stata la divisione sul nome di Anna Mareschi Danieli nel momento in cui si era ricandidata. Avrà anche il compito oltretutto di trasportare gli industriali verso il Piano Nazionale per la Resilienza e in questo difficile momento anche dettato dal Covid. Questo è uno dei passaggi della serata, perché ne seguiranno altri. Susseguentemente, se dovesse superare il 50% più 1 dei voti, Benedetti dovrà presentare la sua squadra, di nuovo ci sarà una nuova votazione e poi successivamente l'assemblea plenaria che voterà in toto sia il presidente sia lo staff che lo seguirà per i prossimi 4 anni. Da Palazzo Toriani è tutto, vi restituisco la linea. Bilancio chiaroscuro da parte della Banca d'Italia sulla situazione economica della regione. In questa fase pesa l'incertezza sulla pandemia, in particolare per il terziario e per poi i costi delle materie prime e dell'energia. I primi 6 mesi con una crescita del 13%, i secondi 6 legati all'incertezza tra crisi pandemica, aumento dei costi delle materie prime e dell'energia. La fotografia che semestralmente la Banca d'Italia presenta incrociando dati e contattando le imprese per capire il sentiment a luci e ombre, anche se complessivamente la situazione rispetto al 2020 è decisamente migliore. Da gennaio a giugno la crescita complessiva dell'indicatore usato dalla banca è stata del 12% a fronte del calo del 13% nello stesso periodo lo scorso anno. La produzione industriale è salita del 25% e le
esportazioni del 28%, a livelli superiori rispetto al 2019. A pagare è stata invece il terziario, che poi si è ripreso grazie a campagna vaccinale e riduzione delle restrizioni. Per quanto riguarda invece le criticità, sull'aumento dei costi dell'energia e dei fattori produttivi, ovviamente c'è l'effetto sul trasferimento di questi maggiori costi sui listini e in parte anche sulla riduzione dei ricavi, ossia dei margini di guadagno. Sarà sabato 27 novembre la manifestazione regionale di CGIL Cisle Will sulle riforme delle pensioni, del fisco e del lavoro. Intanto a Udine Roberto Ghiselli, segretario nazionale della CGIL, ha fatto il punto sullo stato del confronto tra le sigle sindacali e il governo. E finalmente il governo ha dato la sua disponibilità a lavorare per un confronto che deve portare a una riforma delle pensioni e alla riforma fiscale. Con un calendario serrato che partirà la prossima settimana con dei tavoli tecnici. È un'apertura importante, però naturalmente noi abbiamo bisogno di risposte poi concrete nel merito. Quindi il confronto va sostenuto con l'iniziativa, con l'impegno e con la mobilitazione, quindi non molliamo perché qualunque risultato sarà frutto della nostra lotta. Per i giovani noi chiediamo pensioni di garanzia, anche perché lavoro precario e salari bassi di fatto minano non solo il presente, ma anche il futuro di un sistema pensionistico per i giovani. Si pensi che con questo regime qua il 60% non arriverebbe alla pensione minima. Sabato 27 novembre la mattina, assieme a CISA Will, saremo in piazza Grande a Palmanova per una manifestazione sui temi fisco, lavoro e previdenza. Ripercussioni pesanti per il coordinamento lavoratori portuali di Trieste dopo la protesta al varco 4 del porto. Saranno esclusi dai tavoli sindacali. Il coordinamento lavoratori portuali di Trieste non siederà più al tavolo di confronto sindacale con l'autorità portuale. La decisione del presidente Zeno D'Agostino, che l'ha comunicata con una lettera ai diretti interessati, i quali, al momento, hanno preferito non rilasciare dichiarazioni. Il CLPT in realtà non è un sindacato ma un'associazione che era stata messa al tavolo sulla base di un protocollo d'intesa datato 27 luglio 2020, un passaggio voluto dallo stesso D'Agostino, essendo il coordinamento uno dei principali riferimenti per la categoria dei lavoratori a chiamata, contando su circa 250 iscritti. A costare l'esclusione la scelta dell'allora leader de facto Stefano Puzzer di schierare i lavoratori contro il Green Pass, prima nei cortei e poi davanti al varco 4 del Molo Settimo dal 15 ottobre, scelta che ha portato alla violazione, secondo l'autorità, di diversi punti del protocollo, tra cui la comunicazione dell'astensione dal lavoro con un anticipo di almeno 10 giorni. Anche D'Agostino preferisce non commentare. La pagina politica con la riunione di giunta regionale, 2 provvedimenti licenziati che riguardano scuole ed enti locali con riferimento alla figura dei segretari. Potenziare l'offerta formativa dei licei sportivi del Friuli Venezia Giulia. Questo è l'obiettivo dello schema di convenzione che la Regione proporrà all'Ufficio Scolastico Regionale e al CONI. A predisporre il documento l'assessore all'istruzione Alessia Rosulen e il provvedimento andrà a sostenere le attività svolte dai tecnici individuati dalle federazioni sportive e discipline sportive, in quanto la domanda formativa è cresciuta molto con il nuovo anno scolastico. Dalla giunta di oggi ci sono novità in arrivo anche per gli enti locali, con l'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, che ha anticipato le linee guida attraverso le quali verrà messo ordine nella figura del segretario regionale, andando a creare un albo al quale si accederà con esperienze lavorative. È necessaria una disciplina di legge regionale, ha spiegato Roberti, che ne definisca lo status e ne garantisca la professionalità, istituendo appunto un apposito albo regionale. L'effetto sarà di creare un circuito omogeneo nel segno del comparto unico, superando difformità normativa e operativa e ovviando alla persistente carenza dei segretari che ostacola oggi l'attività amministrativa. A Udine è stata riqualificata l'area dell'ex frigo di via Sabadini e questa mattina l'inaugurazione di un nuovo posteggio con 106 stalli, 3 anche per diversamente abili. Nuovi spazi per posteggiare la propria auto vicino alla sede di Udine della Regione. Sono 106 posti, di cui 3 disabili. Praticamente questo spazio, che prima non era ovviamente curato, non era sistemato, adesso è stato dislocato proprio in modo tale che possa essere utilizzato dal pubblico. 106 posti in Piazzale Cella, in via Sabadini, è una cosa importante. Siamo di fronte al frigorifero, è un edificio tutelato dalle belle arti, anche se secondo me è di difficile recupero,
per la sua conformazione, per la sua soprattutto costruzione, ma insomma qua abbiamo fatto domanda al governo se ci dà un finanziamento per poterlo recuperare e siamo in attesa. I prezzi sono molto contenuti, con 2 euro si può lasciare la macchina tutto il giorno, se no sono 0,40 centesimi per ora. Quindi un'opera secondo me importante e realizzata anche in tempi rapidi, però non può essere completata quest'area perché purtroppo c'è questo ex frigorifero che è lì e che ci guarda, ma nel frattempo abbiamo realizzato questo spazio per le macchine. E rimaniamo a Udine perché forse non tutti sanno che c'è una squadra sempre pronta a intervenire H24 su una sorta di Marines delle strade. Si tratta del nuovo corpo speciale di manutentori messo in piedi dal Comune di Udine. A Udine da 3 anni opera un nuovo corpo speciale. Si chiama Unità Organizzativa Manutenzioni ed è un reparto che negli ultimi 3 anni è stato completamente rivoluzionato e potenziato per essere in grado di agire in autonomia e provvedere alla manutenzione stradale ordinaria e straordinaria. Sono una sorta di Marines delle strade e il suo personale è pronto a operare H24 per risolvere i problemi e le necessità che una città medio-grande come il capoluogo friulano può avere. L'unità organizzativa è dotata di mezzi che sono stati appunto acquistati per poter fare in modo che si possa procedere in piena autonomia. Quando c'è qualche intervento, e ce ne sono di giorno in giorno, vengono svolti con rapidità senza dover appaltare esternamente. Il reparto speciale conta 17 uomini tra funzionari, tecnici e operai e nell'ultimo anno ha completato oltre 4.000 interventi. Si va dall'incidente stradale che abbatte la segnaletica al marciapiede nel quale saltano dei cubetti di porfido, al manto stradale che si è degradato e si è creata una buca, cose piccole come invece cose più grandi. Con questa capacità di intervento interna comunale possiamo essere sul posto in meno di 24 ore e risolvere generalmente il problema in meno di 24 ore, mentre invece dovendo ricorrere agli appalti sappiamo tutti che come normative e procedure i tempi cambiano molto e anche i costi. A Tolmezzo il sindaco Francesco Brollo ha firmato un'ordinanza che dispone il DASPO urbano, ovvero il divieto di accedere a un determinato luogo per motivi di ordine pubblico per chi sarà sorpreso in condotte contrarie al decoro, lesive nei confronti dell'incolumità e della sicurezza delle persone e della proprietà pubblica e privata. Il provvedimento è stato emesso per porre un freno alla recrudescenza di danneggiamenti frequenti in alcune zone del comune, in particolare l'autostazione. L'ordine di allontanamento avrà una durata di 48 ore. Al trasgressore potrà essere anche inflitta una multa da 100 a 300 euro. 4 pietre d'inciampo saranno posizionate martedì a Gorizia in ricordo di altrettanti deportati nei campi di concentramento. Sono 4 le pietre d'inciampo che verranno collocate a Gorizia il prossimo martedì. Saranno così ricordati altri 4 cittadini ebrei deportati ad Auschwitz nel corso della Seconda Guerra Mondiale, non facendovi più ritorno. Un recupero della memoria che arriva dopo il lavoro svolto dall'Associazione Amici di Israele, promotrice dell'iniziativa insieme al Rotary, analizzando gli archivi dell'ex ospedale psichiatrico. Qui infatti vennero ricoverati Emma Pia Morpurgo Valobra, Elsa Valobra e i coniugi Amelia Pavia ed Elio Mikestetter, venendo comunque catturati dai nazisti fra il 43 e il 44. Abbiamo adesso i dati certi, ufficiali, quindi non racconti di che persone che avevano ascoltato sicuramente negli anni 40 questa vicenda. Abbiamo le carte documentate, registrate con l'ingresso, c'era una disposizione del medico, c'era un internamento, come ha chiamato, provvisorio, e alla fine c'era bisogno che il tribunale desse l'ok definitivo. Inaugurato il nuovo centro di simulazione medica dell'Università di Trieste, dove il personale si potrà formare. Il rettore di Leonardo ha anche fatto il punto sul futuro delle professioni sanitarie. Un investimento da 1,5 milioni di euro, una palazzina da 400 metri quadrati con computer e manichini per consentire agli studenti di simulare il lavoro di medici e infermieri. L'Università di Trieste ha inaugurato il centro di simulazione medica e addestramento avanzato, una struttura all'avanguardia, da dove il rettore Roberto Di Lenarda ha fatto il punto sul futuro della formazione con l'aumento anche dei posti di specializzazione, finalmente, dopo anni di richieste. Sono almeno 10 anni che le grida di dolore della insufficiente dotazione di contratti per formazione specialistica venivano ripetuti dal mondo universitario. Sono 3 anni
che il trend è almeno in parte cambiato, con una forte accelerazione quest'anno. Quest'anno abbiamo aumentato di 2,5 volte le posizioni per specializzandi. Trilli è tornata libera nel suo ambiente naturale. Trilli, la vedete nelle immagini, è il primo sciacallo cucciolo recuperato in Italia, il terzo esemplare così giovane in Europa. L'animale era ricoverato al CRAS di Terranova di San Canzian di Sonzo. Al momento del salvataggio, sul Carso Goriziano, Trilli pesava 5 kg e aveva una sintomatologia nervosa causata da un investimento stradale. È stata curata, poi trasferita nelle strutture dell'Università degli Studi di Udine e del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali. Qui sono stati svolti studi sulla sua dieta e suo comportamento dopo 3 mesi e un peso di 8 kg, la piccola sciacalla è stata liberata dal Corpo Forestale Regionale, sempre sul Carso Goriziano, dopo essere stata munita di un radiocollare per lo studio del suo comportamento in natura. Ormai è di casa a Erto uno splendido esemplare di volpe che ogni sera appena cala il buio percorre veloce le strette vie di pietra della parte vecchia del paese in cerca di cibo, spesso delle crocchette per i gatti lasciate all'esterno delle abitazioni. La ripresa in questi giorni uno degli ultimi abitanti della Erto Vecchia, Bortolo Filippin. In piena forma la volpe sfoggia già la sua livrea invernale. Sono felice di tornare, grazie Lignano per essere di nuovo parte di questo grande sogno che ha anche lo scopo di fare informazione sui temi della sostenibilità e dell'ecologia. Ha esordito così Giovanotti in collegamento Skype con la terrazza mare del Lignano Sabbiadoro, sede di presentazione della tappa del Giova Beach Party in programma il 2 e il 3 luglio. Anch'io sono stato benissimo a Lignano Sabbiadoro, le prove soprattutto sono state importanti per noi, eravamo in un luogo lì, in quel centro sportivo dove stavamo veramente molto bene. Dopo il successo ottenuto nel 2019 con 90.000 persone, il Giova Beach Party torna a Lignano Sabbiadoro per 2 imperdibili feste in riva al mare che scalderanno la spiaggia Bellitalia il 2 e 3 luglio 2022. È una grande sfida che abbiamo accolto anche questa volta e che abbiamo saputo superare già nel 2019 perché riteniamo che questo possa essere veramente un motivo di speranza per uscire dalla pandemia e per ricominciare a vivere in allegria come Giovanotti ci ha insegnato nel 2019. Un Lignano Sabbiadoro che si sta dimostrando per l'ennesima volta luogo di eventi, luogo di spettacoli, luogo è ambito dai turisti, dai visitatori non solo del nostro paese ma anche d'oltre confine. Ma il Giova Beach Party, oltre ad essere una festa di musica, è il primo grande evento itinerante al mondo che parla di ambiente. Nasce infatti una nuova ambiziosa iniziativa, Ripartiamo, dove verranno ripuliti e recuperati 20 milioni di metri quadri di spiagge, laghi, fiumi e fondali. Lo sport, il basket, l'Apu Old Wild West è finita in isolamento. Sono 6 casi accertati dalla prima positività di Capitano Antonutti e l'azienda sanitaria ha deciso per il provvedimento. Saltano quindi 2 gare importanti con il Torino terzo e con Cantù prima che verranno recuperate nelle prossime settimane. Anche nel Pordenone Calcio, alla vigilia della sfida contro l'Ascoli, è stato trovato un caso positivo. Tutti gli aggiornamenti su queste notizie ma anche sull'Udinese Calcio in Sport FUG in onda subito dopo il telegiornale. Grazie per l'attenzione e buona serata su Telefriuli, arrivederci.